hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna now the morning is the afternoon. We lay awake in bed, the glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Grazie. Onori al carabiniere, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, Luigi Maronese. Ora il signor Sindaco, se vuole salutare alla sotto dell'amministrazione, grazie. Grazie. Innanzitutto buongiorno, rivolgo un saluto e un ringraziamento a tutte le associazioni d'arma presenti, a tutte le associazioni dei carabinieri, delle varie sezioni, saluto il comandante Garante, il comandante della Caserta Bosco e tutti i rappresentanti e comandanti delle altre
forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, del Vigili del Fuoco, il vice comandante anche della Polizia Locale. Io a nome dell'amministrazione naturalmente oggi è una giornata importante perché siamo grati e veramente siamo qui per rendere gli onori al nostro concittadino Luigi Moronese che ha speso la propria vita per la nostra sicurezza e per quello che ha fatto. Io andando a leggere proprio nel merito a quello al fatto che è accaduto in quel di Padova, ci lascia veramente sconfortati perché purtroppo quegli anni là furono anni assai tristi dove parecchi componenti delle forze dell'ordine hanno perso la vita e ci viene da pensare appunto che l'hanno fatto con tanto spirito di servizio e con tanto onore. Voglio anche ringraziare tutte le forze dell'ordine che oggi si spendono per la nostra sicurezza quotidianamente, 24 ore su 24, e quindi veramente un ringraziamento, una gratitudine anche a tutti coloro che prestano il servizio oggigiorno e quindi anche da parte della comunità di Vittorio Veneto, dei cittadini, noi siamo molto onorati a tutti voi e vi ringraziamo tantissimo per quello che fate. Voglio anche dire che la sicurezza dipende anche da ogni singolo nostro gesto d'azione quotidiana e quindi la mia volontà è anche quella di invitare tutti i cittadini a collaborare e a cercare di vivere in una società più condivisa possibile, più sana possibile, attraverso anche delle azioni di rispetto dei diritti, rispetto dei doveri e anche e soprattutto di cercare sempre un spirito, ripeto, di collaborazione e di serenità all'interno delle nostre comunità. Grazie veramente e ringrazio e saluto anche i familiari di Luigi Moronese e tutti voi che siete colleghi, ex colleghi e che avete con lui avete condiviso magari un pezzo di storia e condividete naturalmente lo spirito di sacrificio. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio il nostro comandante della compagnia, il signor Sindaco che è intervenuta, ringrazio tutte le forze di polizia qui presenti, le rappresentanze delle nostre associazioni combattitrici d'arma, ringrazio il nostro cappellano militare che come ogni anno così anima questa messa, ringrazio tutti i colleghi presenti con il servizio e vi do appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti.